Conosce la situazione del Comune di Nuoro per quanto riguarda i contratti in proroga e questo è l'oggetto di un'interrogazione al sindaco Andrea Suddu presentata da Peppe Montesu, consigliere comunale di opposizione. L'obiettivo è quello di chiarire quale sia la reale situazione. Montesu chiede nell'interrogazione quanti e quali contratti siano in proroga con l'Istituto del Rinnovo Tacito, quanti con l'Istituto del Rinnovo Espresso e quanti siano in regime di proroga. L'esponente dell'opposizione in particolare ricorda che il Consiglio di Stato ha ribadito i limiti previsti per l'esercizio dei poteri di rinnovo o proroga dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatarie. In particolare Montesu fa riferimento alla pronuncia della quarta sezione della Cassazione, sentenza numero 6457 del 31/10/2006, che ha rivisto e chiarito la disciplina applicabile ai rinnovi e alle proroghe dei contratti pubblici. Da un'indagine svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su un campione di 39 stazioni appaltanti, ricorda il consigliere comunale di opposizione, è emerso un utilizzo distorto delle proroghe tecniche, così come previste dalla elaborazione giurisprudenziale dall'autorità. L'ANAC, nel comunicato in cui esplicita gli esiti dell'indagine, ha ricordato che sull'istituto della proroga e del rinnovo è intervenuta in numerosi casi. In particolare, con la deliberazione numero 34 del 2011 ha chiarito che la proroga, oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa, è un istituto assolutamente eccezionale. Pertanto, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dall'articolo 2 del decreto legislativo 163 del 2006. L'ANAC, conclude Montesu, ha chiarito che l'uso improprio delle proroghe può assumere profili di illegittimità e di danno erariale.